Foglio di via da Venezia con daspo di 1 anno per violazione del regolamento di polizia comunale che vieta lo sversamento di qualsiasi sostanza in acqua, multe per almeno 500 euro a testa e denunce per ipotesi di reato che vanno dal procurato allarme all'interruzione di pubblico servizio. Mano pesante di questura e polizia locale di Venezia per la coppia di francesi di 57 e 48 anni che dal vaporetto sul quale si trovavano a bordo hanno sversato del liquido verde e rosso in Canal Grande, forse fluorescina, una sostanza non tossica generalmente utilizzata dagli idraulici, sulla quale comunque sono in corso gli esami dell'ARPAV. D'altro canto il materiale da analizzare non manca, sono ben 6 le taniche trovate sul vaporetto. La coppia francese intanto sembra aver rivendicato da un lato la performance artistica, dall'altro il gesto di protesta ecologica, ma non risulterebbero né conosciuti tra le associazioni ambientaliste, anche se il condizionale rimane d'obbligo, né particolarmente noti negli ambienti artistici. E vista l'esposizione mediatica di cui gode Venezia ancora di più nel periodo della Biennale, il pericolo, dopo una protesta analoga di Extinction Rebellion Italia nel novembre scorso, è proprio che si moltiplichino i fenomeni di emulazione, magari di artisti o aspiranti tali, in cerca di facile pubblicità.